Agevolazioni in pillole del 27 maggio 2026. Anche oggi vediamo assieme quelle che sono le novità nell'ambito di incentivi ed agevolazioni. Partiamo subito con gli investimenti sostenibili 4.0 per il Sud. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato una misura appunto denominata Investimenti Sostenibili 4.0 2026, mettendo a disposizione oltre 447 milioni di euro per supportare la trasformazione ecologica e digitale delle PMI del Mezzogiorno. L'incentivo offre una copertura fino al 75% delle spese ammissibili, suddivisa tra un contributo a fondo perduto del 35% e un finanziamento a tasso zero del 40%. I programmi di investimento, il cui valore deve essere compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro, dovranno concentrarsi sulle tecnologie abilitanti del piano Transizione 4.0, con la previsione di importanti premialità per le iniziative orientate al risparmio energetico e all'economia circolare. Transizione digitale ed ecologica. Abbiamo organizzato un webinar di approfondimento per prendere in esame il bando sulla transizione ecologica e digitale di Simest, in quanto dal 30 aprile 2006 Simest è intervenuta introducendo delle importanti novità. Si tratta di una normativa particolarmente complessa, ma che nasconde delle condizioni estremamente interessanti sia per gli investimenti nell'ambito della digitalizzazione e dell'ecologia, ma anche per investimenti ordinari e per la capitalizzazione aziendale. Il webinar organizzato per giovedì 11 giugno alle ore 11. In descrizione trovate il link per l'iscrizione. Lombardia, bando certificazioni aziendali avanzate. La Regione Lombardia ha approvato una nuova misura per concedere un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili, con un massimo di 220.000 euro per impresa, a fronte di progetti di certificazione aziendale. L'agevolazione finanzia l'ottenimento di certificazioni industriali avanzate e approvazioni tecniche necessarie per operare in settori ad elevati requisiti, quali aerospazio, medicale, automotive, energia e cyber security. Lombardia, bando rottamazione veicoli commerciali. La Regione Lombardia ha pubblicato un bando finalizzato al rinnovo ecologico delle flotte aziendali. La misura eroga contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 30.000 euro per l'acquisto di nuovi mezzi a zero emissioni oppure a bassissime emissioni. Comprende diverse tipologie di veicoli, dalle e-cargo bike ai mezzi commerciali pesanti. L'agevolazione è rivolta alle micro, piccole, medie imprese o imprese sociali ed enti del terzo settore con sede operativa nel territorio lombardo. Lombardia, bando Edil SOS. La Regione Lombardia ha istituito una misura denominata Edil SOS, sviluppo edilizia sostenibile e innovativa in Lombardia, con l'obiettivo specifico di promuovere la transizione verso un'economia circolare e un sistema produttivo più efficiente nell'uso delle risorse. Le agevolazioni sono previste come contributi a fondo perduto e possono raggiungere un massimo del 60% dei costi ammissibili per le iniziative imprenditoriali innovative. La chiusura dello sportello è prevista per il 30 settembre 2026. Si tratta di un bando molto complesso e quindi occorre partire al più presto con la progettazione. Lombardia, bando terzium settore tessile e moda. La Regione Lombardia stanzia 3,5 milioni di euro con un nuovo bando dedicato al settore tessile e moda e accessorio. La misura riconosce un contributo a fondo perduto pari al 60% dei costi ammissibili fino a un massimo di 150.000 euro per singola azienda, a fronte di investimenti minimi di 60.000 euro. L'obiettivo dell'iniziativa è supportare i progetti di transizione ecologica, digitalizzazione dei processi produttivi e sviluppo strategico di nuovi brand. La chiusura dello sportello è prevista per il 7 settembre 2026. Anche in questo caso si tratta di un bando a graduatoria di merito e quindi occorre iniziare la progettazione al più presto. Veneto, bando rottamazione veicoli commerciali. La Regione Veneto ha pubblicato un bando che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la rottamazione dei veicoli commerciali. L'agevolazione è strettamente vincolata alla contestuale rottamazione di mezzi inquinanti e all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale di categoria M1N1, classe Euro 6D o superiore. L'assegnazione avverrà tramite una graduatoria di merito basata su parametri ambientali di dimensione dell'azienda. Anche per oggi abbiamo concluso. Se avete trovato interessanti queste notizie vi invito a mettere un mi piace e a condividere con chi ritenete possa essere interessato. Per avere approfondimenti su queste norme e assistenza alla presentazione dei bandi, il sito di riferimento è retteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rette Agevolazioni.